Ragazzo, andiamo avanti perché ho una fame, ma non fame nel senso solo qualcosa di buono, no? Come la signora di Ferrero Rocher, no, fame nel senso proprio che ho bisogno di mangiare, porco cane, perché di prima mattina colazione ultra leggera come sempre, poi colimbizzi di qua e di là e guarda che bello, ti ho messo la chiesa di San Marco mentre parlavo, cioè curati, eh? Enorme ragazzo, questo è il palazzo della Repubblica Serba. Ma che statuoni enormi, sono grandissimi questi, miseria, che forte. Cosa fa quella? Si fa ingroppare dal cavallo. Yeah, wow, nice. English, English or Italian? Lei italiano? Io italiano. Sì, ma da dove sei? È Venezia? Venezia ragazzo, bravo, Veneti, sì. Anche a te sei a Venezia? Oh, Ah, io sono un po' di nord, vicino al lago di Garda. ah, Sì. bello, bello. Cosa stai facendo qua? No, veramente quasi niente, con un brutto scherzo, ho fatto un piccolo scherzo per posizione di un politico. Sì. È bassissima graduata, allora io quasi che c'è, ma uno mio amico lì era amico di casa, e allora lui ha gonfiato questo per prendere i soldi, ha fatto finta, ma io non lo so, neanche in 7 giorni, terza volta dormo nella macchina, dal parcheggio mi mandano da una parte dall'altra parte, qua e non lo so. Casino insomma. Ok, andiamo avanti. Ciao mister. Ciao, buona giornata. Anche a te. Mio figlio si chiama Marco. Piacere, Marco Polo. piacere, Yuri Singano. Ciao. Buona giornata. Che a te. Mamma mia, non la smetteva più il tipo di ciaccolare, quello sopra la macchina. No, non c'è nessuna manifestazione. Aia. Qua. Mi dispiace farti vedere quasi tutto in GoPro, ma accontentati. Sì, non che la GoPro faccia schifo, insomma, guarda. Però ogni volta tirar fuori la Sony, no, cioè non arriviamo più a nessuna parte. Nel caos di Belgrado? Oh, non riempirà di più. Una specie di gente che vende le proprie cose, no? O i bambini che fanno i mercatini. È uguale. Cazzo si liquida, porca miseria. Ok, facciamo un po' le corsette perché questa non è proprio una bella zona. Quindi è meglio infrettarci. Esattamente. Non so. Che senso ha sta cosa? Non so. Il casino, il male. È rosso, andiamo. No. Ma che cazzo, via! Sti cazzi! Op, via! Che cazzo, se no... Guarda il culto e via! Per attraversare un po' di coraggio e via! Giovanni sempre 2-3 edifici indietro, qua vediamo già l'edificio dell'Huawei e quindi noi attraversiamo e quindi siamo già arrivati. Arrivato, il Giovanni l'ho perso però, vabbè. Il Grand Hotel, ma il mio Grand Hotel è dietro questo Grand Hotel. Cazzo, sembra tipo l'entrata dell'aeroporto. E invece no, c'è il Grand Hotel. Allora, i camper sono ancora là, speriamo non abbiano fatto danni, nel senso che ci sono entrati, ma vista la zona non credo. Vediamo. Allora, parte sinistra ok, anche perché ho le corde, parte destra ok, tutto a posto, benissimo.
Rieccoci qua Italia, mamma mia che smog, è come fumare qua. Allora, niente, siamo ripartiti da dopo pranzo, adesso invece di girare nella parte est che abbiamo già fatto prima, giriamo nella parte ovest, ossia a sinistra. Quando passa il tram vibra tutto, occhio. Ah no, questo è un autobus. Il caos ragazzi, una delle città più, direi, contrastanti, oltre che caotiche. Trovi tanta povertà, tanto lusso, tanto contrasto. Thank you. E il mio piano è, adesso andiamo in giro, visitiamo tutto, mi sono portato dietro il tablet. Al ritorno, prima di andare in camper, ripassiamo da quel pub che abbiamo il wifi, no? E da lì avvio il navigatore sul tablet in modo tale che poi tengo lo schermo spento, lo metto sotto carica e per domani ce l'abbiamo. Altrimenti senza internet non possiamo neanche avviare il navigatore per andare in Macedonia. Beh, che di indole sono un po' sbaruffanti, devo confermartelo. Praticamente a uno non l'hanno lasciato passare, uno in macchina, è andato avanti a porchierare e a gesticolare per tipo un quarto d'ora, cioè l'altro aveva già fatto tempo a essere a casa a buttare su la pasta. Benvenuto nella parte ovest. Che bella sta roba. Ah, è un albergo. Eagle Hills, le colline dell'Aquila. Vabbè, le colline dell'Aquila. Wow, ciao, stazzi che abbiamo la bici. Era in alto il murales della balena, bello. Forse ho avviato troppo tardi la ok, e adesso qua c'è lavori in corso, bisogna buttarsi insieme alle macchine. Sì, perché io avevo detto andiamo di là per la principale, Giovanni no, andiamo in riva al fiume, e Yuri no, ma fa schifo il fiume, e Giovanni no, andiamo di qua. Yabada badu con la clava, na 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 na. Lodato sia colui che ha inventato la mountain bike, porca troia. Eccoci qua al fiume. Guarda dove mi porta Giovanni, sotto i ponti. Cazzo che traghettoni, guarda che roba, è enorme, deve portare anche le macchine questo qua. Sopra è tutto tipo ristorante. Sì, guarda qua. Questa è la parte auto. Yeah. A fare ste strade col camper che sfumatamente. Le salite, quelle estreme, porca troia, sempre nelle salite ultra estreme, tanto che ho portato a bere. E buongiorno Italia, ancora vivo. Dove siamo adesso? Oddio, come faccio a dirtelo? Leggi qua, questi 3 punti verdi sono le cose che mi ero prepuntinato. Beh, credo che è tipo una fortezza, no? Lungo il fiume, questo è il punto iniziale, noi dovremmo andare verso di là. Nel frattempo gira. Ecco, siamo qui e dovremmo avere un po' una panoramica, adesso andiamo a vedere. Guarda il fufo qua, pallina. Ciao Fufi! Che bella pallina! Guarda che bella pallina! Che bravo! E qua invece alla mia sinistra vedi gli youtuberi serbi, vedi come fanno tutto un po' più serio, insomma. E da qua c'è il tra virgolette panorama, nel senso che la parte storica interessante è alle spalle, qua c'hai la città, insomma, il deturpamento. E lì sopra in alto c'è i ragazzi stanchi della vita che stanno a ciacolare nel ciglio, guarda. Aspetta, perché adesso anche c'è vento. Comunque sostanzialmente c'era scritto che questo bastione, queste mura erano state costruite dopo l'occupazione degli austriaci attorno al 1688.
Te vuoi curarti il retro della toppa locale? No, che arriva Giovanni in mezzo a rompere i coglioni. Niente, ha rovinato la toppa locale. A questo punto io direi musica perché tanto è slow. Tanto c'è vento. Quindi alla fine ho trovato anche il mio ancestrale, insomma, sai che Singano deve andare sempre nelle cose ancestrali. Ancestrale, occhio adesso. Vamo, vamo, vamo. Yuri, Luca. Luca che è venuto in Italia, ha detto, a Sestrie, Luca Antonio. Sí, sí, claro. That is Spanish. Claro. Claro è Spanish, sì. How Chiaro. to say in Italian? Chiaro? Chiaro. Yeah. Chiaro. Ed ora l'amico qui ci racconterà un po' di storia della fortificazione, racconterà in lingua inglese, dopo io metto i sottotitoli come sempre, insomma.